Usi obbedir tacendo e tacendo morir. Chissà quante volte lo ha ripetuto nei lunghi mesi trascorsi nel campo di concentramento della Prussia orientale durante la Seconda Guerra Mondiale il vicebrigadiere Giacomo Puppini. Nato il 1 ottobre 1919 a Cavazzo Carnico in Friuli, a 19 anni si era arruolato nell'Arma dei Carabinieri. Dopo la cattura da parte dei tedeschi e l'esperienza del campo di concentramento, il ritorno in Italia e dal 1953 per 20 anni il servizio nella stazione di Piovene Rocchette. E proprio a Piovene il vicebrigadiere Puppini ha festeggiato i suoi 100 anni, con lui 2 figli, il sindaco Masero, e la sua famiglia adottiva, l'Arma dei Carabinieri, con il nuovo comandante provinciale, il colonnello Nicola Bianchi. Al vicebrigadiere è consegnato un regalo d'eccezione, una lettera scritta dal generale di corpo d'armata Giovanni Nistri, comandante generale dell'Arma, a testimonianza della profonda riconoscenza verso i commilitoni più anziani, la cui esperienza di vita li rende autentici e preziosi testimoni della storia dell'istituzione e dell'intero paese.